e parla come la gente. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Michele, a te la linea. Grazie Natalia, grazie mille. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mi chiamo Michele Iacobelli e sono un volontario dell'Associazione Umanitaria Padana. L'Associazione Umanitaria Padana Onlus è nata a Venezia, per chi non lo sapesse, ed è stata costituita il 12 febbraio del 99, quindi quest'anno sono 26 anni che esistiamo. Siamo un'organizzazione senza fini di lucro, apartitica, autonoma e indipendente ovviamente, e abbiamo la sede legale a Milano, mentre la sede operativa nostra è a Cisano Bergamasco in provincia di Bergamo. Come finalità umanitaria padana ha quella di aiutare i popoli a casa loro e quella di aiutarli ad aiutarsi. Quindi questo è una cosa che penso incontri il vostro favore e la vostra totale comprensione, e con i fondi che noi raccogliamo riusciamo ad effettuare delle operazioni, dei progetti che ci vengono richiesti dalle popolazioni locali. Ecco, non ce li inventiamo, chiediamo direttamente ai missionari che sono nelle zone, nelle terre di missione, e chiediamo di che cosa hanno bisogno. E loro ci rispondono e ci chiedono diversi progetti da realizzare. Con i fondi che noi raccogliamo, in parte dovuti, ci autofinanziamo con la raccolta degli indumenti usati. Che fine fanno questi indumenti? Vengono poi trasformati in rocche di filo e quindi vendute alle aziende che le utilizzano per la tessitura. Questa è la prima fonte di, diciamo, di sostentamento. L'altra fonte di sostentamento è data dal 5 per 1000, e l'altra fonte di sostentamento sono ovviamente poi le donazioni. Quindi questi tre pilastri ci aiutano ad avere dei fondi che annualmente noi spendiamo, tutti, si può dire tutti, a parte le spese di gestione, per realizzare queste operazioni, questi progetti. Per dirvi, quest'anno cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo realizzato progetti in Etiopia, in Pakistan, in Italia anche, poi in India, in Kenya, ancora in Pakistan, in Zambia e in Armenia, per dirvi. Diciamo che la nostra associazione si può dire che sia una cartina geografica del mondo vivente per le zone in cui opera. Ma adesso restiamo a quello che abbiamo fatto quest'anno, poi vi illustro anche quello che abbiamo fatto da altre parti negli altri anni. Per esempio, in Etiopia abbiamo costruito 2 pozzi nei villaggi montani. Abbiamo anche acquistato, sempre in Etiopia, un arredo, degli arredi per la scuola, in memoria tra l'altro di Margherita e Dino Pericoli, i nostri soci che sono scomparsi. In Pakistan, per esempio, abbiamo costruito dei bagni e delle cucine per una casa ricostruita a una famiglia con un papà mutilato, e questo ci è stato richiesto dalla parrocchia di, in questo caso è di Kushpur, scusate. Comunque ci è stato richiesto dal parroco, per cui noi siamo in contatto con i parroci e con i missionari, e questi ci indirizzano sulle operazioni che servono. Chiedo scusa. Un altro progetto che abbiam fatto, sempre quest'anno, è il finanziamento di opere di risanamento della casa di un bambino che è immunodepresso. Quest'altro ancora, questo continua sempre, questo diciamo è annuale, comunque lo ripetiamo sempre perché è molto importante. Aiutiamo con le adozioni a distanza le ragazze ehm, a non essere sfruttate, o meglio garantiamo gli studi per loro, garantiamo anche il mantenimento per loro, e questo in una realtà che non è che è islamica, che non è appunto cristiana, cattolica, e queste famiglie, queste ragazze cristiane vengono aiutate a sfuggire al loro, tra virgolette, "destino segnato", ecco. Quindi noi le togliamo da situazioni pericolose e cerchiamo di dar loro un futuro dignitoso.
Tra l'altro queste adozioni, costano 250 € all'anno e con queste noi riusciamo ad aiutare queste ragazze, queste ragazzine. Poi arriverò anche a parlarvi, ecco, delle donazioni, uno dei 3 pilastri fondamentali per noi. Ecco, in Italia, per esempio, abbiamo anche acquistato una vettura per trasporto bambini della casa famiglia San Gregorio all'Aquila. In India abbiamo acquistato 40 banchi e panche per la Vidya Jyoti School a Nadanal, Mysore, scusate, sempre in India. In Kenya invece abbiamo acquistato, e fornito un laboratorio informatico alla St. Jermo School a Subukia in memoria di Lorenzo Fagnoni. Se voi andate sul sito di umanitariapadana.net e si chiama www.umanitariapadana.net, vedete, infatti in questo momento mi sto collegando anch'io, le attività internazionali e le attività anche nazionali che facciamo. Vi ho detto prima, in Italia facciamo anche qualche cosa, siamo nati per aiutare i popoli a casa loro, ma poi ci sono anche dei bisogni in casa nostra. Per esempio, c'è tutto l'elenco delle nazioni in cui operiamo e ripeto, operiamo, noi abbiamo contatti con missionari e comunque con, parroci delle zone, del mondo e chiediamo a loro di che cosa hanno bisogno. Sono loro stessi che ci indicano che cosa di cosa maggiormente hanno bisogno, oppure che cosa fare o le persone da aiutare. E quindi noi così andiamo mirati. Non ci inventiamo progetti faraonici. Per esempio, un missionario ci ha chiesto: "Avremmo bisogno di un allevamento di polli", abbiamo fatto un allevamento di polli. Quando ci muoviamo, quando il nostro direttore operativo si muove anche con i nostri volontari, ehm, possibilmente ci facciamo ospitare nelle canoniche, possibilmente, proprio per evitare di spendere soldi per noi e di utilizzare la quasi totalità di tutto quello che raccogliamo per i progetti. Adesso io per esempio vi, dico quello che succede, che abbiamo fatto in Afghanistan, per dire. Eccoci. Ecco, adesso ecco, ho cliccato su Etiopia, va bene, restiamo sull'Etiopia, d'accordo, va bene lo stesso, va benissimo. Allora, gli interventi che abbiamo fatto, per dirvi, questo riepilogo diciamo nei vari anni, ecco, che forse magari è anche più interessante. Abbiamo costruito e arredato 2 dormitori e delle aule scolastiche e anche dei bagni ovviamente, realizzato anche l'impianto idrico per il centro diocesano per bambini ciechi del Vicariato Apostolico di Soddo, questo in Etiopia. Abbiamo inoltre realizzato un acquedotto con tubazioni idriche dal monte Damota, scusate, chiedo scusa se magari non pronuncio perfettamente in etiope, fino alle fontane di erogazione della città di Sotto. Abbiamo anche costruito un asilo a 3200 metri di altitudine per le popolazioni montanare del monte Damota. Abbiamo anche acquistato dei buoi per una ventina di famiglie. Nei paesi poveri i buoi, gli animali e anche gli animali domestici, come le galline, eccetera, sono molto importanti perché per il sostentamento delle famiglie. Ricordo perfettamente quando si parlava tra noi soci ci raccontava il nostro direttore operativo della gioia che avevano le famiglie, in questo caso erano, in India, perché, avevano ricevuto, una mucca. Ehm, Quella era importante per il sostentamento, proprio per il latte, quindi era molto, molto importante. Quindi ecco, con una sola mucca noi poi avevamo comprato varie mucche per darle a varie famiglie, però per dirvi. In questo caso, ecco qui, ritornando all'Etiopia, l'acquisto di buoi per una ventina di famiglie contadine nel vicariato apostolico di Soddo. Sempre in memoria del nostro volontario scomparso Dino Pericoli. Poi abbiamo anche trivellato e costruito un pozzo nello Smiling Children Town per ragazzi di strada, realizzando, fontane e docce, sempre per i poveri di Soddo. Abbiamo anche costruito un centro sanitario nuovo nella parrocchia rurale di Ello e Rascia. Questo ecco, poi una donazione di un microscopio oculistico all'ospedale di Dubbo, nel vicariato di Soddo. Come vedete, ecco, abbiamo dei contatti e questi contatti portano questi frutti.
Ecco un'altra cosa, poi passo: costruzione dello studentato e della chiesetta di San Gabriele e del muro di recinzione e di un allevamento di polli, anche qui in Etiopia, e acquisto di un generatore elettrico nel centro di accoglienza per studenti cristiani poveri nella missione di Jekmenne, Eparchia cattolica alessandrino-etiopica di Mdibir, scusate. Abbiamo inoltre finanziato dei corsi di cucito e ricamo per ragazze povere a Moggio e Yersa, che sono seguite dalle missionarie della Consolata. Vedete quindi ecco i punti di riferimento. Noi aiutiamo i popoli a casa loro con il nostro budget che abbiamo, in totale arrotondo si arriva sui 100.000 euro all'anno, grosso modo. La metà di questi 100.000 sono scaturiti ehm, dal trasformazione degli indumenti usati che voi portate alle campane in rocche di filo e quindi dalla vendita di queste rocche di filo, e poi circa un 30%, adesso magari, scambierò le 2 cifre, però circa un 30% dalle donazioni e un 20% circa dal 5 per 1000, e questo per noi è fondamentale. Adesso che poi siamo anche a fine anno, cercate di sfruttare il fatto di arrivare verso prima della fine dell'anno per fare una donazione. Volendo potete andare sul sito www.umanitariapadana.net, come, vi compare la videata, in alto a destra c'è scritto, "Dona ora". Ci cliccate, entrate, potete scegliere tra il bonifico bancario classico o il pagamento con carta di credito, oppure anche con PayPal. Quindi ecco, cerchiamo di, seguire, la comodità, vostra, ecco, chiaramente, perché poi la finalità è quella di raccogliere fondi e utilizzarli tutti per questi progetti all'estero. Progetti, ripeto, che ci vengono indicati dalle stesse popolazioni tramite i loro, si può dire rappresentanti non politici, ma, i parroci o i missionari. Ecco, l'Etiopia, come voi sapete, è nel Corno d'Africa e confina ad est con la Somalia, a nord con l'Eritrea e poi, a ovest con il Sudan e il Sud Sudan, ecco, e poi a sud col Kenya. Quindi ecco, è in quella zona dove c'è il Golfo di Aden, per intenderci, ecco, grosso modo, nel Corno d'Africa, dove noi siamo intervenuti e stiamo intervenendo. Ecco, poi vediamo di proviamo a cambiare anche paese, per dire. Allora, ecco, siamo stati anche in Mozambico, in Nigeria, ecco, in Nigeria. Adesso vi dico per esempio l'anno passato, l'anno scorso, che cosa abbiamo fatto nel 2024. Abbiamo fatto cooperazione nazionale e anche cooperazione internazionale. E per la cooperazione nazionale in Italia, quindi, alla Casa Famiglia Oami per disabili di Spoleto, abbiamo acquistato un PC portatile per consentire alle impiegate in maternità di continuare l'attività in remoto. Vedete, veramente progetti molto concreti e indicati soprattutto dalle popolazioni, in questo caso italiana, in questo caso la Casa Famiglia per disabili di Spoleto. E per le nuove povertà abbiamo effettuato interventi in sostegno in favore, di italiani che sono precipitati in situazioni di grave disagio a causa di imprevisti o di emergenze. Poi abbiamo consegnato l'anno scorso un bancale di aiuti alla parrocchia di Pontita per persone e famiglie bisognose, ecco, in questo caso. Come cooperazione internazionale, vi cito l'Armenia, vi cito la Bosnia e Erzegovina, la Costa d'Avorio, per esempio i frati minori cappuccini, anche qui un piccolo allevamento di polli nella missione di Bin Uye, per dirvi. In India, alle suore rossonine di Somasca, l'acconto per l'acquisto di 40 banchi e panche, come vi dicevo. Poi in Kenya, ecco, in Libano, alla Brigata Alpina Taurinense in partenza per le missioni di pace UNIFIL, questo eravamo nel 2024, abbiamo consegnato 2 container pieni di attrezzature per disabili, nuove attrezzature e poi attrezzature elettromedicali ospedaliere, tra cui ecografi, macchinari radiologici, ventilatori e attrezzature ospedaliere rigenerate, chiaramente più utilizzate dagli ospedali nostri, quindi però rigenerate, ricondizionate. E poi materiali per la prima infanzia, articoli sportivi e indumenti per i civili colpiti dalla guerra, indumenti usati per i civili colpiti dalla guerra. Ecco, in Pakistan
ai missionari oblati di Maria Immacolata a Lahore, ecco, abbiamo sostenuto a distanza 40 ragazze cristiane, quell'adozione a distanza di cui vi parlavo prima, 40 ragazze cristiane povere con le loro famiglie e 13 famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni a Lahore, perché i bambini li mandano appunto a lavorare. Da noi sarebbe vietato, però le condizioni di miseria sono tali che laggiù è frequente, ecco, che si mandino quei bambini purtroppo a lavorare, quindi con questi fondi abbiamo riscattato e liberato 4 minori, 2 ragazzine e 2 ragazzini che erano rimasti orfani di entrambi i genitori ed erano serviti in duri lavori per ripagare un debito contratto con il proprietario della fabbrica di mattoni. Poi al parco di Kushpur, di cui vi parlavo prima, abbiamo finanziato la ricostruzione della casa piccola, che era una piccola casa alluvionata di una famiglia che aveva il capofamiglia disabile perché mutilato. Ecco, poi al seminario domenicano di Karachi, sempre in Pakistan, abbiamo acquistato una tastiera elettrica per le funzioni religiose e per altre attività. Come vedete, tutto pragmatico, tutto molto mirato. Non c'è un centesimo che viene sprecato, ma tutto viene indirizzato per, come sempre, per la nostra finalità, per aiutare i popoli a casa loro, per aiutarli ad aiutarsi. Ecco, in Somalia, al contingente di pace italiano a Mogadiscio abbiamo inviato su un vettore aereo militare, che è stato prepianificato chiaramente, un carico composto da numerosi bancali di carrozzine, stampelle ed altre attrezzature ortopediche e per disabili nuovi, per l'ospedale di De Martino di Mogadiscio. E alla Caritas Somalia abbiamo finanziato l'acquisto di materiali durevoli per un corso di addetti qualificati alla cucina, organizzato in collaborazione con il contingente di pace italiano CIMIC in favore di gruppi più vulnerabili di Mogadiscio. Terra Santa, ecco per dirvi, al centro di artigianato P. Cirillo di Betlemme, questo su indicazione dei frati della custodia di Terra Santa, saldo per l'acquisto di un tornio per legno e attrezzi correlati per i lavori di autosostentamento dei cristiani di Palestina impoveriti dalla guerra. Ecco, una cosa che avete intuito, noi andiamo e è proprio una scelta appoggiandoci sui missionari che esistono, i parici che esistono in tutte le parti del mondo, stiamo aiutando tutte famiglie cristiane, persone bisognose cristiane. Altre persone vengono aiutate da altre diciamo, realtà. Noi, visto che non aiuta diciamo, sono minori le persone, gli enti che aiutano i cristiani, noi aiutiamo i cristiani. Okay? Già perché ci sono altre persone vengono aiutate da altre, realtà, noi aiutiamo i cristiani per scelta. In Ucraina, per dirvi, una missione operativa con consegna a Leopoli di un'ambulanza completa di barella, ventilatore e pulsossimetro portatili alla Fondazione Caritatevole Ortodossa Mercy, operativa presso l'ospedale di Boiarca. Poi alla parrocchia greco-cattolica di Bireove abbiamo acquistato attrezzature per la scuola parrocchiale. Questo era nel 2024 e salto varie altre nazioni, ecco. Torniamo indietro, nel 2023. Quindi, nel 2023 c'è stata la cooperazione nazionale per quanto riguarda l'alluvione in Romagna e quindi alla parrocchia alluvionata di Santa Maria del Voto in Romiti, in provincia di Forlì, diversi acquisti e missioni operative per la ripresa delle attività parrocchiali e per le famiglie terremotate. Abbiamo consegnato un container merci da 20 piedi a uso magazzino. E poi abbiam trasferito da Disvetro di un prefabbricato di circa 44 metri quadri, che da noi era stato donato nel 2013 alla parrocchia di Cavezzo, terremotata di Cavezzo, per attività oratoriali e catechiste del gruppo scout di Romiti. Quindi ecco, per la cooperazione internazionale in Armenia, alla Family Care Foundation Armenian Ceramics, abbiamo, acquistato un forno per ceramiche per la scuola professionale ad Artashen, ai fini della formazione, del lavoro e dell'integrazione degli armeni in fuga dal Nagorno-Karabakh. Artsakh si chiama, quindi il Nagorno-Karabakh. In Bosnia e Erzegovina, una missione operativa, abbiamo finanziato recinzioni inferriate tapparelle di sicurezza del convento carmelitano Gesù Bambino di Praga a Listani. E poi abbiamo finanziato anche il cancello della chiesa San Giovanni Battista a Stivor e la creazione di un nuovo parlatorio nel convento carmelitano di Stup a Sarajevo. E poi, sempre nel 2023,
avevamo donato 9 quintali di beni umanitari all'associazione Marigni Ruche, le mani di Maria vuol dire, della parrocchia di Medjugorje per diverse opere di carità in Bosnia e Erzegovina e abbiamo consegnato direttamente delle attrezzature nuove per disabili all'Istituto Invalidi di Pazaric e Zovic. E poi macchinari ospedalieri usati rigenerati, ovviamente, tra cui un ecografo, all'ospedale di Cacani, biancherie casalinghe, Alistani e Stup, per dirvi. In Congo, ai missionari comboniani del Sacro Cuore di Gesù, abbiam dato un acconto per il completamento della costruzione di una cappella a Mungbere. In Costa d'Avorio, ai frati minori cappuccini, abbiamo costruito un piccolo allevamento di polli nella missione di Bin Uye, come dicevo. Ad Haiti, alle piccole sorelle del Vangelo, abbiamo acquistato attrezzature scolastiche a Kaichal, che è un quartiere poverissimo di Port-au-Prince ad Haiti. Poi in Sri Lanka, per dirvi, e in Siria per esempio al convento trappista di Azeir abbiamo finanziato l'acquisto di elettrodomestici in favore dei terremotati assistiti da padre Fadi OFM alla Tachia. Sri Lanka, suore carmelitane apostoliche, tinteggiature del convento carmelitano di Pusellawa e acquisto di sedie a rotelle e attrezzature per la casa per suore anziane, disabili e malate a Jaffna. Questo intervento l'abbiamo fatto in memoria di Ornella Caglioni, che è stata presidente, quindi è un past president della nostra associazione ed era scomparsa proprio nel 2023 dopo una lunga malattia. Ecco, adesso che mancano pochi minuti, io passerei a dirvi come potete fare dei versamenti se li volete fare chiaramente. Innanzitutto un aiuto che a voi non costa niente, ma che per noi significa molto, è destinare il 5 per 1000, lo potete fare quando siete al CAF o chi è il commercialista lo può dire al commercialista o chi lo fa in autonomia la precompilata può scriverlo direttamente e scrivere che il 5 per 1000 viene donato a Umanitaria Padana. Allora, Umanitaria Padana, adesso io vado a vedere appunto come se foste voi, vado sul sito www.umanitariapadana.net, vado su Dona ora, okay, tra poco ecco qui, mi compare, la pagina e, ecco. Allora, mi compare la pagina e quindi ecco, stavamo parlando prima del 5 per 1000, il 5 per 1000 si dà, scrivendo il codice fiscale di Umanitaria Padana, che è il seguente: 94 04 38 00 278. Questo è il codice fiscale che serve da mettere nella dichiarazione dei redditi come, destinazione del 5 per 1000. Codice fiscale quindi lo ripeto ancora: 94 04 38 00 278. Questo è il 5 per 1000, non vi costa nulla e va destinato a noi e a noi magari contribuisce ad aumentare quei 20.000 € grosso modo, che sono della destinazione del 5 per 1000 e, ci aiuta per fare questi progetti molto pratici, molto richiesti dalle popolazioni locali tramite i loro missionari, i loro parroci, okay, e quindi ci aiuta ad aiutare i popoli a casa loro, come nel nostro, DNA direi, sì, perché siamo nati così 26 anni fa. Si può fare quindi 5 per 1000, questo non vi costa nulla. Si può fare anche un bonifico. Allora, un bonifico bancario alla Biper Banca o al Banco Posta, okay. Allora, il bollettino postale, è l'80 17 0350. Bollettino postale 80 17 0350. Oppure l'IBAN della Biper Banca, per dire in questo caso è IT come Italia 65, M come Milano 0538 75288, poi 5 volte 0, poi 42238 e infine 955. Questo è la Biper Banca, che comunque, se per caso non abbiate potuto scrivere completamente, lo si ritrova su www.umanitariapadana.net e si clicca in alto a destra il pulsante rosso Dona ora.
L'altro bonifico si può fare alla BancoPosta con l'IBAN IT44, IT come Italia 44, C come Cagliari 076, poi 011 09, poi 5 volte 0, poi 080 17 e infine 0350. Questo è il BancoPosta. E si può fare anche appunto una donazione online sul nostro sito direttamente come vi spiegavo prima. Allora, ricapitolando, noi aiutiamo i popoli a casa loro. È nel nostro DNA, nel nostro statuto, chiaramente, siamo nati 26 anni fa ormai, già il 12 febbraio del 99. Facciamo esclusivamente questo. Quando andiamo in giro, noi, se possibile, ci appoggiamo a dormire proprio nelle canoniche, non andiamo ad affittare macchinoni megagalattici, ci vengono a prendere e diciamo cerchiamo di risparmiare il tutto per poter convogliare tutto quello che viene risparmiato di questi 100.000 € per i progetti umanitari. Sono progetti molto mirati, non sono faraonici, vanno proprio al cuore delle esigenze della gente che aiutiamo, che voi aiutate con le vostre donazioni. Siamo arrivati alle, 11, penso che abbiamo terminato. Finché non mi chiamerà Natalia, ecco io continuo. Allora, Sì, sì, Michele, siamo in chiusura, grazie. okay, grazie a te Natalia e grazie ancora a voi per quello che potrete fare. Ricordatevi, il 5 per 1000 non vi costa nulla e potete poi fare il versamento, con bonifico bancario o anche, con carta online, ecco, sul nostro sito e innanzitutto e anche una cosa importante anche per voi, potrete recuperare, fiscalmente quello che il 19% di quello che voi versate, potrete avere appunto la detrazione fiscale nel vostro 730 dell'anno prossimo, se lo fate entro quest'anno. Okay? Io vi ringrazio ancora a nome di Umanitaria Padana e grazie infinite per il lavoro che voi ci permetterete di fare per aiutare i popoli a casa loro e a sostenersi. Grazie. Avete